Continua la marcia inarrestabile della capolista Pro Falcone che inanella la nona vittoria consecutiva e vede sempre più vicino il traguardo della promozione. Al cospetto di un Sinagra che all'interno del Barone Salleo fresco di restyling cede l'intera posta in palio e vede il baratro. Uomini di corso che impiegano soli 8 minuti per aprire il match grazie a Carini che di sinistro batte Giuttari per la rete dello 0-1. Numero 9 ospite che stavolta di testa su assistenza di Trovato batte per la seconda volta all'estremo di casa indirizzando il match al minuto 22. Prova a scuotersi la squadra di Bonfiglio e grida al penalty in 2 occasioni sempre con Ricciardello. La prima per un presunto contatto in aria con Genovese e nella seconda sempre 2 a contatto con il fischietto Acese che opta per la simulazione del 5 di casa. Scampato il doppio pericolo, arriva il tracollo per il Sinagra che alla mezz'ora subisce il tris, grazie all'astuzia di Trovato che beffa Giuttari dalla distanza su palla inattiva. Insiste la capolista e Genovese tenta l'ennesimo gol, ma sfera che finisce fuori. Break del Sinagra e Ricciardello calcia ma senza fortuna al 35esimo. Il tempo si chiude con la rete del poker dei biancoazzurri che in contropiede mettono a referto la rete di Sciliberto su appoggio di Carini. La ripresa si apre con la rete del pokerissimo dei ragazzi di corso, ancora protagonisti Carini che crossa e Sciliberto che a porta sguarnita segna la sua doppietta giornaliera e soprattutto la 12ª realizzazione stagionale, 7ª nelle ultime 6 disputate. Gara archiviata con i ragazzi di casa che mostrano molta abnegazione ma poco costrutto. Ci provano al 70esimo ma con Bregu che si rifugia in corner. Dalla parte opposta invece opportunità per arrotondare il tabellino col penalty fischiato dal fischietto Acese. Maggio dagli 11 metri ipnotizzato da Giuttari. Sulla respinta capovolgimento di fronte e Radici si allunga la sfera favorendo la respinta del portiere falconese. Estremo ospite che con un po' di affanno disinnesca la minaccia su punizione di Ricciardello al 78esimo. Ultima occasione sinagrese per il gol della bandiera a 5 dalla fine, ma l'incrocio non trova la porta di Bregu che la mantiene inviolata per la 12ª settimana su 17. Finisce con i 3 punti pesantissimi della capolista adesso a più 8 dalla Futura e con una giornata in meno alla chiusura del campionato. Tempi cupi per il Sinagra che subisce l'ennesima sconfitta stagionale, piomba in penultima posizione e complica ulteriormente il percorso verso la permanenza nel campionato di prima categoria.